Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Eccoci qua, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, per la 7ª puntata di Crossroads. Allora, che dire, sta veramente volando il tempo, siamo già arrivati alla 7ª puntata e ci tenevo comunque a ringraziare tutti gli ascoltatori e la redazione che mi sta dando questo spazio per poter parlare di un argomento a me così caro. Ma non perderei ulteriore tempo e andrei subito, immediatamente, con la prima canzone. Quindi andiamo con Kristen Kingfish Ingram con la canzone Voodoo Charm. Working this morning, my baby's voodoo charm. Without a warning, she got her mojo on. Her spell is strong, my baby's voodoo charm. For love and money, nothing better ever been. Gree running right next to her skin. It don't take long, my baby's voodoo charm. Yeah. I have a feeling gonna last a long, long time. Double dealing, trick bag working fine. Doing nobody harm, my baby's voodoo charm. Voodoo charm. My baby's voodoo charm. Trick bag working fine. Ed eccoci tornati dopo
questa fantastica canzone Voodoo Charm di Kingfish, un vero e proprio atto d'amore alla storia del Delta Blues. Infatti, per capire al meglio questo artista, una giovane promessa del blues americano, vorrei ricordare che in America il blues è qualcosa che va oltre la musica stessa, ma è un vero e proprio una vera e propria istituzione culturale, quindi ci sarà sempre in America questo ricambio generazionale per alcuni generi come appunto il blues, e questo è veramente un vero e proprio atto d'amore verso quello che è probabilmente il capostipite, il più famoso dei sottogeneri del blues, ovvero il Delta Blues, quello del famoso Robert Johnson, da cui poi un po' tutta la musica del Novecento è nata e si è sviluppata. Ed appunto questo qui è un brano che va a riprendere i temi e gli stilemi classici di questo genere, che hanno le loro radici fortemente legate a quella della vita degli schiavi nelle piantagioni africane, quindi è molto legata alla terra ancestrale di queste persone che poi hanno contribuito a sviluppare il blues, ed era appunto una musica per gente che molte volte sapeva fare solamente quello e si aggrappava alle proprie radici per poter scrivere la loro musica e creare la loro arte. Ed è proprio quello che fa Kingfish in questa canzone, cioè aggrapparsi a quello che è a tutti gli effetti la storia e il passato della sua gente, quella appunto afroamericana, e lo fa legandosi a tradizioni che poi ricordano appunto quelli che ricordano i riti ancestrali di queste persone una volta costrette e obbligate a lasciare l'Africa, e si univano alle poi quelle che erano le tradizioni che trovavano in America, quindi si veniva a creare questo mondo, questo immaginario legato tantissimo al mondo degli antenati, al mondo possiamo dire anche magico in un certo punto di vista, e il blues probabilmente tra tutte è il genere musicale che più si aggrappa a questa identità. E c'è da dire che appunto è proprio totalmente un omaggio a quello che è i grandi del blues. Infatti in questa canzone, che è totalmente un'evoluzione del Delta Blues, c'è appunto il tema portante e centrale della magia, del voodoo, e ovviamente, come tipico di questo genere, anche il racconto di vita, e molto spesso anche di una donna, è incentrato appunto nel racconto dei brani. In questo caso è il racconto di questa donna che ha appunto uno charme, un qualcosa che la rende irresistibile per gli uomini, ed è appunto legato al mondo anche della magia, che è fondamentale in questo genere. E un altro tema assolutamente portante in cui Kingfish approfondisce, da sempre approfondito nella sua musica, è appunto il rapporto che si ha con gli antenati, che è fondamentale in quello che è il mondo del blues, perché va poi a ricollegare a le tradizioni africane in cui il culto degli antenati è fondamentale, fortissimo. Quindi ad esempio i maestri di chitarra, di blues, che molto spesso erano autodidatti, cioè nessuno da giovane, soprattutto quando è nato il Delta Blues tra gli anni 20 e gli anni 30,
si poteva permettere di fare lezioni di chitarra, si imparava da autodidatta e molto spesso le lezioni avvenivano in luoghi che venivano considerati sacri, quindi potevano essere queste chiese o anche cimiteri. Ad esempio Robert Johnson, che è padre fondamentale della musica blues e non solo, cioè ha creato tanti stilemi che saranno fondamentali sia poi per il rock che per il metal, imparò a suonare la chitarra in un cimitero perché il suo maestro considerava fondamentale imparare in un luogo dove erano presenti le anime degli antenati. E secondo me questo qui è una bellissima lezione che dà Kingfish, portando avanti un qualcosa che è di culturalmente forte e importante. Cioè i giovani che si approcciano a questo genere continuano a mantenere un forte rispetto per quella che è la tradizione culturale di questo genere musicale. Chi si porta avanti appunto molto più che come un semplice genere musicale, ma è un'istituzione negli Stati Uniti d'America. Per questo, rispetto all'Europa, dove è passato molto più di moda, lì negli Stati Uniti continua ad avere un seguito enorme, così come il blues e come il country, ma secondo me il blues ha quel qualcosa in più rispetto a quello che può essere la musica country, perché nasce da un ambiente che era praticamente stato creato da underdog, da figure che nella vita avevano vissuto delle situazioni non facili, e molto spesso era, ad esempio, era un modo per le persone affette da disabilità di poter tirare avanti, quindi chi cantava, chi suonava la chitarra, chi il pianoforte, chi l'armonica, per tutti era un modo per poter tirare avanti e per poter avere un mezzo di sostentamento. Quindi tutto il sistema in cui si è creato questo genere ha portato ad avere una forte identità culturale che noi possiamo rivedere ancora ad oggi, ma in realtà poi il blues lo si può ritrovare non solamente in chi oggi lo porta avanti come appunto Kingfish, ma è un'eredità culturale, ha lasciato un'eredità culturale fortissima che va avanti sia con la musica rock che con quella metal, in cui essenzialmente alla radice, alla base c'è sempre il blues rispetto a poi quello che uno possa pensare, perché diciamo è il genere, è un po' il padrino di un po' tutti i generi che si sono andati a creare dopo gli anni 20 e 30 in poi. E veramente è bello vedere che ci sono ancora ragazzi giovani che nella musica portano avanti un qualcosa che è più importante oltre al successo individuale, ma portano avanti una tradizione, portano avanti cultura e portano avanti un mondo che è incredibile, fatto di tradizione, di ricordo degli antenati, di magia, di un mondo che oggi ci sembra scontato e antiquato, che però comunque mantiene un suo fascino enorme e oserei dire senza tempo. E sempre legandoci alla questione del mondo degli antenati, della magia e dei rituali più antichi, andiamo con la prossima canzone di un gruppo di ragazze proveniente dalla Siberia che di questo ne hanno fatto il loro mantra e il loro grandissimo punto di forza. Quindi andiamo con la canzone Alaska delle fantastiche Otiken.
Spider-Man Alaska Jack. 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 Spider-Man Alaska Jack. Мен келсем қатарлар босқара еш барды Биыл тозылды, үйреніс бастан қалды Кипазам теңдеп салдым, сапанық мет алып алдым Үйреніп сақтачаларым, ажап бейші туғанарым Jack. 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 Спайдермен Alaska Jack. Кончилась ночь, кончилась беда Осталась радость навсегда Джек, Джек, чемодан давно собрал Бочку меда в руки взял Братья, сестры, вся родня С нетерпением ждут меня Jack. Spider-Man Alaska Jack. 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 И я приду Споем все вместе Мен келсем қатарлар босқара еш барды Биыл тозылды, үйреніс бастан қалды Кипазам теңдеп салдым, сапанық мет алып алдым Үйреніп сақтачаларым, ажап бейші туғанарым Кончилась ночь, кончилась беда Jack. Осталась радость навсегда Jack. Jack. Сапанық мет алып алдым, үйреніп сақтачаларым Jack. Ажап бейші туғанарым Spider-Man Alaska Jack. Jack. Джек, Jack. Джек, Spider-Man Alaska Jack. Спайдермен Alaska Jack. Jack. Джек, Jack. Джек, Спайдермен Alaska Jack. 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 Спайдермен Alaska Jack. Spider-Man Alaska Jack. Спайдермен Alaska Jack. Jack. Джек, Jack. Jack. Джек, Spider-Man Alaska Jack. Спайдермен Alaska Jack. Jack. Джек, Джек, Jack. Джек, Spider-Man Alaska Jack. Джек, Джек, Джек. Спайдермен Alaska Jack. Джек, Джек, Джек. И вся родня с нетерпением ждет меня. Jack. Джек, Jack. 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 Джек. Спайдермен Alaska Jack. Jack. Джек, Jack. Jack. Джек. Spider-Man Alaska. Jack. 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 Spider-Man Alaska Jack. 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 Spider-Man Alaska Jack. Eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, e prima di parlare della prossima canzone ci terrei a ringraziare il nostro carissimo ascoltatore Maurizio che ci lascia su WhatsApp questo bellissimo commento. Blues is alright, caro Maurizio, assolutamente sì, il blues is alright è qui e non è assolutamente scomparso e rimane sempre un genere della Madonna. Grazie mille Maurizio per il tuo bellissimo commento. Ed ora possiamo passare anche alla prossima canzone del gruppo, appunto, come vi avevo anticipato prima, siberiano delle Otiken, un gruppo che appunto unisce come stile musicale quello che è la musica popolare folk, appunto delle varie tribù e gruppi etnici appunto della Siberia, a un misto di musica elettronica. E appunto questa canzone in particolare, Alaska, è una specie di inno ad unire un po' tutte le tribù a livello spirituale, tutte le tribù, a differenza della nazionalità che appunto che compongono i vari gruppi etnici appunto
che poi sono molto simili, come quello sia della Siberia, ma anche dei nativi alaskani. E come sempre le Otiken raccontano quello che è quella che è la loro storia e la loro realtà, appunto. Nelle loro canzoni c'è sempre questo richiamo al loro mondo, quindi il mondo della natura, degli spiriti, molto animista, e utilizzano appunto in questo diversi anche strumenti tradizionali, che sono, come dire, un lascito di una cultura ancestrale e molto antica. Per questo portano avanti qualcosa che è di culturalmente importante e rilevante in una regione dove sempre di più sta scomparendo questa antica lingua, queste antiche tradizioni tribali e ancestrali. Il lavoro di queste ragazze è encomiabile nel portare avanti la loro tradizione, un qualcosa che ha un valore che va molto oltre la musica, perché appunto la loro lingua sta scomparendo in un mondo che si tende a polarizzare e a uniformarsi anche a livello culturale. Queste piccole realtà rischiano sempre di più di scomparire, quindi questo inno all'unità spirituale appunto di di queste tribù è importante e fondamentale, perché mantiene viva qualcosa che culturalmente è enorme, e sarebbe veramente tremendo vedere perso e sprecato per sempre. Quindi queste ragazze meritano un plauso, appunto perché oltre a fare della bella musica, a fare qualcosa di piuttosto innovativo, perché è veramente raro come questa commistione di generi tra la musica elettronica e quella che è la musica popolare, appunto delle zone siberiane, è appunto qualcosa di veramente incredibile e straordinario. L'hanno fatto anche non solo ricollegandosi con quelle che sono il mondo tribale, ad esempio appunto in questo caso alaskiano, ma lo hanno sempre fatto collaborando con vari artisti che provenivano più o meno da un contesto anche simile. Con la canzone Altai, ad esempio, l'avevano fatto con un artista e un musicista turco, appunto proveniente dalla zona dell'Anatolia, quindi anche unendo e mixando poi quelli che erano degli elementi musicali sia dalla musica popolare e folk della Siberia che con quello che era appunto il mondo della musica culturale, cioè musica popolare, scusate, dell'Anatolia. Ed è sì, assolutamente che oltre che qualcosa di importante a livello culturale, che dimostra anche una maggiore complessità e diversità di un paese che molto spesso la gente tende a vedere uniformato, considerando appunto la Russia solamente nella sua parte europea, ma non è così. C'è stato un tentativo da parte dei russi di cancellare appunto questa cultura e questa identità, ma che esiste ed è ancora forte, appunto quella delle tribù siberiane. Ma è anche comunque un'esecuzione poi a livello tecnico anche di altissimo livello, perché comunque si sta parlando di musica sperimentale ed altamente
è altamente tecnica, quindi queste ragazze dimostrano che che possono fare qualcosa che ha un grande spessore a livello culturale, ma anche fatta tecnicamente molto molto bene. E secondo me, appunto, era l'idea di portare questa canzone mi è venuta per anche far scoprire a più gente possibile un'identità musicale che veramente in pochi conoscono, ma che può essere veramente valida all'ascolto, ha un grande valore e aiuta a mantenere vivo l'identità di un popolo, come ho sempre cercato di ricordare appunto da quando ho iniziato a fare questo programma. La musica è molto più che semplice intrattenimento, ma è anche un'espressione artistica innanzitutto, ma anche fortemente un'espressione culturale. Per secoli le popolazioni hanno inciso in musica quella che è la loro cultura, e nei testi della musica quella che è la loro storia. Per cui questo era un piccolo omaggio che ci tenevo a fare per scoprire una cultura millenaria, molte volte dimenticata, ma che dimostra che può ancora dire la loro con qualcosa di tecnicamente valido, molto sperimentale e che è a livello di messaggio molto molto alto. Quindi direi che abbiamo concluso anche la descrizione anche della seconda canzone e possiamo ora andare per una brevissima pausa. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, dopo questo brevissimo break. Volevo cogliere l'occasione prima di andare con il prossimo pezzo, che come ha fatto il signor Maurizio, se avete qualche commento da lasciare, qualche curiosità da chiedere, ovviamente io sono qui anche per rispondervi in merito a quello che viene proposto in questo programma, quindi sentitevi assolutamente liberi di poter scrivere o chiamare e ci fa assolutamente piacere.
Ma adesso andiamo con la prossima canzone, Umbra dei Go-Go Penguins. Eccoci tornati, signore e signori, con la canzone Umbra dei Go-Go Penguin, un pezzo di questa fantastica band inglese che unisce e vuole sperimentare generi diversi, tra cui un jazz fusion unito anche a della musica classica e degli sprazzi molto piccoli di musica elettronica. Ed ecco appunto questa canzone di questo in realtà duo inglese e ha come, diciamo, come significato principale, appunto, e di cui è anche il titolo della canzone, che appunto Umbra, che prende ispirazione dal latino e poi va a riferire al nostro italiano ombra, a quelle che sono le sfaccettature che ogni persona ha. Quindi un'accettazione anche di tutto l'insieme della personalità umana e non solamente di quella che si riferisce, si vuole far vedere agli altri. Ed appunto una ricerca dell'autenticità e dimostrarsi in maniera reale, quindi un rifiuto della maschera, un rifiuto
di quello che è una falsa identità che tutti noi ci costruiamo per diciamo per mostrare agli altri, quindi l'abbracciare un modo di vivere che sia il più onesto e il più sincero possibile. E secondo me questo è un qualcosa, un messaggio che è molto silente da interpretare e comunque intellettualmente stimolante in un genere come il blues, che per la maggior parte della sua storia comunque ha avuto solamente una parte strumentale, quindi in tanti grandissimi artisti in questo genere hanno voluto lasciare la loro impronta, hanno voluto lasciare un loro marchio, ma poi era molto stava allo spettatore, all'ascoltatore cercare di interpretare, di capire quello che l'artista ti aveva proposto. E appunto questo duo inglese ne coglie assolutamente lo spirito dei più grandi della storia del jazz e ne coglie questa lezione e la fa loro, quindi una parte musicale dedita solamente allo strumentale e diciamo è un'idea poi nascosta, non essendoci appunto un testo, una parte cantata. E questo di sicuro è un richiamo poi molto forte a quelli che sono stati appunto i grandissimi del jazz, che hanno sempre messo un qualcosa all'interno di nascosto all'interno delle loro canzoni, e poi era interpretabile dagli ascoltatori. E poi secondo me molto, molto degni di nota sono comunque la bravura e la capacità tecnica che comunque in un genere che è sempre stato visto un po' per palati fini della musica, diciamo è sempre un qualcosa di molto richiesto e di importante, cioè non è un genere musicale dove viene perdonato la non bravura anche a livello tecnico in quello che è l'ambito della creazione musicale. E molto importante, secondo me, degno di nota, continua ad essere quel comunque tentativo di svecchiamento che in tanti artisti negli ultimi anni ne stanno facendo di un genere che è sempre stato quasi sempre monolitico, difficile difficilmente veniva accettata un'evoluzione, se non in alcuni paesi dove il jazz è cultura popolare, come ad esempio il Giappone, ed è sempre stato una moda. Poi una volta che ha abbandonato gli anni d'oro sia negli Stati Uniti che in Europa, ne ha visto un sempre drastico calo e diminuzione dell'interesse da parte degli ascoltatori, anche dovuto al fatto appunto che lo vedono come un genere quasi per esperti della musica, quando in realtà secondo me anche questo brano un po' più catchy nelle sue melodie, un po' più orecchiabile e adatto a tutti, dimostra che il jazz in realtà può essere anche di consumazione popolare e non solo appunto di un qualcosa che rimane per ristretto una stretta cerchia dell'elite. Secondo me appunto dal Giappone questa lezione, questo insegnamento ce lo viene portato, perché lì in tantissimi media, oltre alla musica, il jazz ha un ruolo prominente. Se penso a un anime storico come Lupin III, la componente della colonna sonora jazz è fondamentale, gli dà quell'anima e quel carattere, quindi credo che un po' tutti noi fin da bambini veniamo allenati al jazz, sta solamente nella capacità di riconoscerlo, cioè
quando siamo bambini magari non stiamo così attenti alla colonna sonora o quello che può essere la sigla, come appunto anche in cartoni animati americani come i Griffin o Due Fantagenitori hanno una sigla ispirata appunto al jazz, quindi è un qualcosa che il nostro orecchio è abituato, che abbiamo assimilato, ma che poi va riscoperto, e non bisogna avere paura di porsi verso questo genere, perché vi assicuro non è assolutamente un genere dove devi essere un grande esperto e tuttologo di musica, ma puoi godertelo tranquillamente, magari iniziando con qualcosa di più leggero, magari appunto tipo la fusion giapponese degli anni 70-80, ed è un genere che può essere assolutamente adatto a tutti e meritevole di un ascolto. E invece ora andiamo a un genere che è il mio poi preferito in assoluto, è portato avanti da una band che ho scoperto e che mi ha ricordato appunto una formazione primordiale appunto di questo genere, che è lo stoner. Quindi andiamo con la canzone Heavy Lord dei Guappa. Cut the cord, levitate. The sword in your back needs to come out. Now, heavy Lord, estimate the weight of my darkest thoughts and words. And how much sleep I lose in vain. And how much sleep I lose in vain. Blood-scattered gaze screams like a siren, bites like a dog, elephant sizing. Out of this maze, a black moon is rising, rise from the haze of your devising. Fated eyes pulls you down, your head spinning off its hinges. Skies ablaze, so thin white. Yeah, we got the tonic state and lots gathered gaze, screams like a siren, fights like a dog, elephant sizing. Out of this maze, a black moon is rising, rise from the haze of your devising.
Ed eccoci qua, tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo uscito nel 2025, ma veramente che sembra preso dal 1993, per quanto ricorda da vicino appunto la band che fu la band primordiale dello stoner, ovvero i Caius. Appunto un puro e incredibile omaggio alla band che aveva alla chitarra appunto il grandissimo Josh Homme, poi fondatore dei Queens of the Stone Age, che è appunto la band preferita del sottoscritto, e che dimostra anche quanto questo genere, per quanto abbia toccato veramente poco quelle che sono le vette del mainstream rispetto ad altri sottogeneri dell'alternative rock come il grunge, comunque gode di ottima salute, appunto, rispetto al precedentemente detto grunge, che ha visto un po' un declino dopo sia la morte di Cobain che i successivi anni e la ipercommercializzazione di quel genere. Lo stoner è rimasto essenzialmente un genere più per gli appassionati di nicchia, e per questo è riuscito a mantenere intatte il suo scheletro musicale rispetto ad altri generi dell'alternative che hanno avuto più successo. E appunto questo pezzo lo dimostra, perché è un pezzo di una band oltretutto che c'entra poco con quello che è la patria originale dello stoner rock, che è quella delle zone desertiche della California, dove è nato appunto lo stoner, con band importantissime appunto come Caius e Sleep. E invece questa band, i Guappa, arrivano da tutt'altra parte del mondo, ovvero la Svezia, e dimostrano che in questa canzone mantengono lo scheletro e l'ossatura di quella che è il modo di creare ritmi e armonie, però riescono a dare un'impronta tutto loro in quello che è il tema del testo, appunto, che fa riferimento a un mondo molto più diverso da quello che è l'immaginario californiano e desertico, prendendo molto più ispirazione da quelli che sono i temi mitologici e culturali del mondo scandinavo. Quindi si parla di foreste, di mondi, tutto un sottobosco di credenze di quello che è il mondo scandinavo, ed è appunto quello che è il tema principale di questa canzone, la riscoperta e il lasciarsi andare in un mondo che è molto più primitivo e naturale rispetto a quello che è il mondo moderno, e viene fatto appunto ricorrendo a questo immaginario fantastico della cultura norrena, appunto, cultura norrena e scandinava, quindi riprendendo e diversificando quello che è un genere nato da tutt'altra parte del mondo e adattandolo alla propria cultura, essenzialmente, e dimostrando che il mondo dell'alternative, piccola frecciatina, come riprendendo la puntata della settimana scorsa, sia il mondo dell'alternative e il mondo del metal, di cui lo stoner è un vicino molto vicino, appunto, essendo molto confinante con il doom metal, è in buona salute, è capace di evolversi e di migliorarsi, e questo è la dimostrazione che i pinguini tattici nucleari dovrebbero ascoltare un po' di più quello che è il mondo dell'underground rispetto alle classifiche di Billboard. La regia non sarà d'accordo, però è così la regia. Quindi direi dopo questa quarta canzone di andare
con il pezzo Crossroads della settimana, la canzone più attesa di tutte, ed andiamo con la band australiana probabilmente più famoso del momento. Vai regia. I just woke up from a dream. I was in a place I'd never been or never seen. So I packed up my horse, everything seemed sweet. Found the closest speakeasy in no realistic dream. Fucking never thought I'd lose my mind. I suppose sanity is easy losing, hard to find. Hey, can you hear that tintinnabulation? Oh, all of us in the bell beginning. A land on illusion breaks the ocean surface. Is this mental confusion or have I finally found my purpose? Coconut congas playing in time with the waltz of a tortoise. A symphony of delusion as my thoughts finally realize their purpose. I hope this place is here in the morning, or I'll be floating back to land with the water floating corpses. That Ponzi's looking at me funny with a sideways belligerence. A symphony of delusion as my thoughts realize their ignorance. Paranoia's on the rose. Is that laughter or a crow? Every rustle in the trees a potential snare. Close my eyes and block my ears. Cut the cord and lay me here. Chasing shadows, reality smothering us. Footprints in the sand, every crackle of trolleys, every wave that breaks too close, every whisper on the breeze, every shape inside a cloud, every star that's out of place, everything that I believe, throw it all into the sea and be free. 16 horses galloping, 12 long years of grafting, grappling. The whole fight is hard. I can feel it in my loins. The crippling bulwark cycle, the laughing
Ed eccoci tornati con il pezzo Crossroads della settimana della band australiana con il nome più scioglilingua di tutti, i King Gizzard and the Lizard Wizard, appunto, poi preso e ispirato dal soprannome del leggendario Jim Morrison, appunto King Lizard, di questa fantastica band australiana, diciamo portabandiera della psichedelia in questa epoca moderna, e tra tutte le band al mondo probabilmente quella più pazza in assoluto, perché dovete sapere, cari ascoltatori, che questo ultimo album uscito, appunto, questa era la title track chiamato appunto Phantom Island, era addirittura il 27° album della loro carriera, e tutto questo in soli 15 anni, cioè quindi una media quasi di 2 album all'anno, con picchi anche di 4-5 album in alcuni anni, tipo il 2016 mi sembra fecero uscire 5 album in un solo anno, e andando a toccare veramente qualsiasi genere e sottogenere del rock possibile e immaginabile, appunto. Loro partono con un mix tra psichedelia e garage rock, ma hanno poi toccato di tutto. Infatti in questo album arrivano da un precedente che era un album più blues rock canonico, che comunque rimane sempre legato appunto a questo album, perché più o meno essendo entrambi dei concept album, hanno più o meno raccontano la stessa storia, cioè con l'album precedente Flight 181B, appunto si racconta nell'arrivo a questa isola fantasma, mentre qui questo album si racconta quello che nella storia e nel mondo immaginifico di questa band, appunto la storia all'interno della Phantom Island. E solamente una band pazza totale come loro poteva concepire un'idea del genere, perché poi si è passato a generi totalmente diversi. Qui si va a unire la psichedelia al jazz, al pop, al garage rock, anche nell'album. Questa è veramente un'unione di generi incredibili che poteva venire fuori solamente da una band di pazzi assoluti, e appunto racconta le vicissitudini di questi 2 piloti di aereo che arrivano su quest'isola infestata e dovranno trovare il modo di appunto, come racconta l'andamento dell'album, che vi consiglio di ascoltare per la sua interezza, perché un concept necessita assolutamente di essere ascoltato per intero, se no non si capisce, si perde il filo di quello che è la narrazione che la band ha cercato di portare avanti. E appunto in questo album la band ha immaginato che i 2 piloti appunto del volo 181B debbano sopravvivere, trovare un modo di andarsene da questa isola infestata nel mezzo dei Caraibi, e rappresenta un pochettino quella che è la loro idea di sfida e affrontare l'ignoto, quindi ritrovarsi in una situazione dove ti ritrovi da solo in un mondo sconosciuto e avverso, pieno di pericoli, ma bisogna trovarne un modo di comunque andare avanti nonostante tutto. E questo qui è un po' come dire, un pochettino la rappresentazione onirica di una metafora che la band ha voluto fare, di affrontare le difficoltà che poi nella vita comunque tutti ci troviamo ad affrontare. E appunto questo brano secondo me era
assolutamente d'obbligo, perché tra tutti i pezzi Crossroads che potrò mai portare, probabilmente questo qui è il pezzo più Crossroads di tutti, perché è il più intricato, il più dove si miscelano più generi, dove c'è tutti questi cambi di ritmo nell'andamento della canzone, da parti un po' più veloci e incasinate a sequenze più morbide. Questa è proprio una canzone che rappresenta alla perfezione come dire, il detto di genio e sregolatezza, appunto, dove questi ragazzi assolutamente folli sono riusciti a sperimentare, a portare al limite quello che un genere, che vari generi sembravano poter aver dato alla musica, e invece unendoli e rimescolandoli un po' come se fossero un puzzle, hanno trovato la combinazione perfetta e abbiano fatto uscire un album veramente incredibile che merita assolutamente l'ascolto. E che dire, signori, purtroppo per oggi anche il tempo a mia disposizione è arrivato alla fine. Io ovviamente vi ricordo che, come sempre, dato che anche se è agosto, qui a Crossroads non ci fermiamo, ahimè, purtroppo per i membri della regia e della redazione che mi dovranno sopportare anche per tutto il mese d'agosto, ma sono sicuro che alla regia ne siano assolutamente contenti di questo. Vi saluto e vi do appuntamento ovviamente come ogni giovedì dalle 3:30 alle 4:30 per un nuovo viaggio tra le linee della musica con Crossroads. Avete ascoltato Crossroads,